Sappiamo solo che la Pedemontana, in base alle carte firmate, ci deve essere consegnata, finita, ultimata in fine 2020. Ricordo che è la più grande infrastruttura in cantiere oggi in Italia, 94 km e mezzo, 16 caselli, 36 comuni, 2 miliardi 258 milioni di euro di opere. Giù le mani dalla Pedemontana. Luca Zaia usa parole che sembrano tagliate su misura per rispondere al ministro 5 Stelle Danilo Toninelli, che aveva annunciato di voler capire bene costi e benefici dell'opera. La Pedemontana Veneta, la più grande opera in cantiere in Italia, non si tocca. A ritenerla strategica è il tessuto produttivo del nord-est. I cantieri sono aperti e pur nella legittimità dei controlli che il Ministero deve compiere, sottolinea Zaia, rimane poco di cui discutere. La Pedemontana è un progetto del 1990, l'attuale progetto in cantiere è del 2002, la gara è del 2006 e l'aggiudicazione in virtù di una sentenza del Tribunale del 2009. Noi siamo arrivati nel 2010 e abbiamo recuperato con non pochi sforzi, qui c'è con me l'assessore De Berti, abbiamo recuperato con non pochi sforzi tutta la partita, abbiamo fatto squadra coinvolgendo l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, l'Avvocatura dello Stato, addirittura abbiamo nominato come commissario della Pedemontana il vice avvocato generale dello Stato che è l'avvocato Marco Corsini. Noi, insomma, se qualcuno vuole vedere carte, noi ne abbiamo quintali di carte. Quasi un monito. Chi vuole vederci chiaro sulla questione pedemontana deve solo accomodarsi.